Per le interviste si ringrazia Jolly Box SRL. Prima della partita Vigo d'Arzere Torre incontriamo il presidente del Vigo d'Arzere, il signor Daniele Schiavo. Allora, 16 mesi fa uno spareggio per il salto di categoria in promozione, quasi un derby oggi. È un derby, è una partita difficile che andremo ad affrontare. Il nostro obiettivo per la stagione in corso è la salvezza, come al solito. Speriamo di salvarci, nonostante siamo partiti bene con la vittoria di 1-0 all'Oreo la settimana scorsa. Obiettivo della stagione dichiarato. Per i tifosi un messaggio, un qualcosa così in avvio di stagione? Avvio di stagione siamo partiti sempre senza soldi come al solito e speriamo sempre che le cose vadano bene così. E volevo ringraziare comunque tutti gli allenatori, tutti i dirigenti che non prendono neanche una lira qui, anche l'allenatore della prima squadra, l'allenatore degli juniores, l'allenatore dei giovanissimi, non prendono neanche un centesimo, quindi a spese loro vengono qui. La realtà del vostro settore giovanile? Quest'anno abbiamo fatto gli juniores regionali, allievi, giovanissimi, esordienti, tutte le squadre del settore giovanile, partendo dai piccoli amici su. Abbiamo 40 piccoli amici in campo l'ultima volta qua, annate 2003, 2004, 2005, 2006. Ai nostri microfoni anche Stefano Cardin, direttore sportivo del Vigo d'Arzere. Oggi che partita sarà? Ma molto dura, essendo un derby, partita sentita contro il Torre, è una partita che sicuramente vale doppio alla luce del nostro obiettivo dichiarato, che è quello di una salvezza tranquilla. Ecco, il risultato di domenica scorsa può influire sulla partita di oggi? Ma in maniera positiva sicuramente dal punto di vista dell'entusiasmo. 3 punti all'Oreo e sono 3 punti pesantissimi. E noi, ripeto, affrontiamo il Torre con la massima umiltà, perché ogni partita fa storia a sé. È una partita, ripeto, che vale doppio perché è uno scontro diretto, oltre che essere un derby. Con Daniele Maragno, dirigente accompagnatore del Torre, commentiamo la gara di oggi che deve svolgersi ancora. Dopo i 3 punti amari lasciati domenica scorsa, quale gara sarà oggi? Noi abbiamo l'obiettivo di oggi di mostrare un qualcosa in più di domenica, anche se domenica abbiamo avuto delle ottime occasioni da gol, un po' così sfumate, però speriamo che oggi sia l'ottima giornata per far vedere qualcosa in più anche alla società del Torre e anche a dimostrare qualcosa in più in campo con gli avversari. Torre, squadra matricola e con un nuovo allenatore. Beh, è un ottimo, allenatore, è un buon preparatore, vedo che ha fatto molto gruppo con i ragazzi, ragazzi anche giovani, e si comportano molto bene e via. Adesso per noi è un obiettivo ancora da assaporare, il primo anno che siamo in questa categoria, vediamo di dimostrare anche qualcosa ancora come obiettivo rispetto alla prima categoria. Obiettivo della stagione? L'obiettivo della stagione nostro è di rimanere ancora non ai primi posti assolutamente, quello che viene, però dimostrare qualcosa, di stare a metà classifica, questo è il nostro obiettivo, insomma. Una salvezza tranquilla? Speriamo di sì, speriamo molto di sì e speriamo di fare qualcosa di bene, insomma. Ai microfoni di Telecittà anche Enrico Schiavon, nuovo mister del Torre. Allora, come si profila il campionato? Un campionato molto equilibrato, ci sono parecchie squadre che si sono rinforzate e noi abbiamo una squadra molto giovane, quindi rinnovata di circa la metà. Cercheremo di ottenere l'obiettivo che è la salvezza nel più breve tempo possibile. Allora, squadra rinnovata, abbiamo detto ragazzi giovani, come diceva anche il dirigente accompagnatore. L'obiettivo di oggi? L'obiettivo di oggi è una partita molto difficile, anche visto le condizioni ambientali che non sono granché buone. Cercheremo di dare il massimo, spero che i ragazzi siano gli attori protagonisti e che facciano un'ottima partita oggi. Mister, un passato nell'Esedra, nelle giovanili Campodarsego, anche Sant'Agostino. Come hai trovato la società del Torre? È una società organizzata, siamo una società piccola ma che vuole fare comunque grandi cose, facendo crescere bene i giovani che abbiamo anche nel settore giovanile. La ditta Jolly Box SRL, presente da quasi 10 anni sul mercato, è specializzata nel noleggio di strutture prefabbricate per diversi utilizzi, quali uffici, mense, bar, biglietterie, box, servizi igienici e spogliatoi.
I moduli prefabbricati Jolly Box offrono il più ampio ventaglio di applicazioni presenti oggi nel mercato del noleggio e si caratterizzano per modularità, flessibilità ed economicità. Jolly Box fornisce soluzioni per i diversi settori di mercato, dal civile all'industriale, dal privato al pubblico, e mette a disposizione dei suoi clienti un servizio e un'assistenza completa. Studio della soluzione ideale alla preventivazione. Consegna all'installazione e ritiro, pulizia al supporto tecnico, sicurezza alla copertura assicurativa. Jolly Box è a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 920 1683. La partita della settimana è stata offerta da Pagin Prefabbricati SPA. Amici sportivi in ascolto, buon pomeriggio. Dal Comunale di Vigo d'Arzere vi proponiamo oggi Vigo d'Arzere Torre, seconda giornata di campionato del torneo di promozione Girone C. Campo in discrete condizioni, cielo piovoso, temperatura intorno ai 25 gradi. Le formazioni: Vigo d'Arzere in rosso-blu, Morandi, Di Maggio, Bordin, Marin, Rocco, Tiso, Cacco, Mainino, Cilongue, Curci, Fasolato. A disposizione del mister Gianluca Dalle Palle, Scocu, Ballotta, Calzavara, Andricci, Rossi, Simoncini, Zanni. Torre in maglia azzurra, Boscaro, Schiavon, Manprin, Uniti, Cabrelle, Longo, K, Poletti, Galtarossa, Bano, Piasentini. A disposizione del mister Enrico Schiavon, Lazzari, Saggionetto, De Rossi, Amendolara, Candian, Canovese, Valese. Arbitro il signor Cotalini della sezione AIA di Adria, assistenti di linea Pavanatti e Sciaua. La pioggia insistente nella prima parte di gara condiziona l'incontro, che vive la sua prima azione pericolosa dopo 17 minuti. Per i rossoblù di casa al tiro prima Cilongue, poi Curci, il cui esterno non c'entra la porta. Passano 6 minuti, è il Torre che sfiora il vantaggio su deviazione aerea, distinto Morandi c'è. C'è poco altro nel corso del primo tempo, che finisce con un grigio 0-0. Con le immagini montate da Daniele Arena passiamo alla ripresa. È reattivo subito il Torre alla deviazione Piasentini di poco fuori. Ancora Piasentini da lontano, la conclusione non produce frutti. Il Vigo d'Arzere si fa vedere in avanti, ruba il tempo al difensore il lesto Fasolato, Curci al centro non sbaglia e porta in vantaggio il Vigo d'Arzere. Sedicesimo, il Torre vuole il pareggio, bella l'azione sulla fascia di destra, Piasentini, lanciato a rete, subisce fallo di rigore. Alla battuta Galtarossa che infila nell'angolino basso alla sinistra di Morandi. 17esimo della ripresa, 1-1. Le sostituzioni e la pioggia non favoriscono lo spettacolo. In zona Cesarini il nuovo entrato Zanni sfiora il gol con un pallonetto che finisce sopra la traversa. Al 94esimo finisce il match. È 1-1 fra Vigo d'Arzere e Torre, un pareggio sostanzialmente giusto. Pagin Prefabbricati SPA è azienda leader che opera nel settore della progettazione, realizzazione ed installazione di prefabbricati metallici da oltre 20 anni, sia sul mercato nazionale che su quello internazionale, vantando collaborazioni con qualificati partner internazionali e con numerose referenze di assoluto prestigio. Garage Prefabbricati. La nostra gamma di prodotti include dei moduli prefabbricati progettati e realizzati per essere utilizzati come garage per automobili o per ricovero attrezzi. Il design, le caratteristiche tecniche ed il prezzo molto competitivo li rendono una soluzione ottimale per soddisfare tutte le necessità di ricovero mezzi ed attrezzature, anche in zone residenziali. Pagin Prefabbricati SPA a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 55 64 355.